Amici sportivi, nuovo video delle lights di questa settimana che è offerto gentilmente da Verica Carburanti Spa, main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024. Da oltre 50 anni con benzina, gasolio, agricolo, GPL e metano ti accompagnano nei tuoi viaggi. Ora sono anche luce e gas, invia la tua bolletta per una consulenza gratuita oppure chiama allo 0444 795288. Li trovate a Barbarano Mossano in via Dante 35A. E Cave SRL, azienda che opera nel settore della lavorazione dei tubi e lamiere, robotica di saldatura e automazione industriale, con sede a Rubano in via Bernardi 1. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Allo stadio comunale Gianni Casè di San Martino di Lupari si affrontano la Luparense in maglia rossa e il Montecchio Maggiore in divisa nera nell'anticipo di sabato 11 novembre. Pronti via e subito la Luparense in vantaggio con Modesti che su calcio d'angolo approfitta di un'indecisione della difesa castellana e porta in vantaggio la Luparense al secondo minuto per il gol dell'1-0. Rabbiosa reazione del Montecchio Maggiore che un minuto dopo si rende pericoloso sul lancio di Buratto per Segalina. Il classe 97 va giù in fascia, mette un invitante pallone al centro dove Visinoni batte ma il portiere Ballato respinge, Cardellino ancora e Ballato si supera di piede. Spauracchio per il Montecchio Maggiore con la Luparense che va in rete ma l'arbitro annulla per fallo di Vetere. Al minuto numero 8 ancora la Luparense vicina al gol con Bongiorni che lascia partire un tiro dal limite dell'area dove Carraro non senza difficoltà respinge. Minuto numero 12, calcio di punizione di Zanella per Visinoni che si incunea tra due attaccanti, si allunga il pallone, esce Ballato che lo travolge, calcio di rigore. Parte lo stesso Visinoni, batte rigore, gol dell'1-1 al minuto numero 13 che mette in equilibrio le sorti della gara. Al 15° ancora azione pericolosa per il Montecchio Maggiore dalla destra con Segalina che mette una palla al centro, Ballato non trattiene ma nessun attaccante riesce ad approfittarne. Secondo tempo che si apre con la Luparense ancora pericolosa con De Cerchio che dal limite dell'area entro a dentro lascia partire un tiro dove Carraro para in presa. Minuto numero 53, Luca Asperti ruba un pallone al limite dell'area e cede però nel dribbling e non riesce a concludere a rete. Minuto numero 60, Vetere dalla destra entra nell'area di rigore e lascia partire un tiro sul primo palo dove Carraro mette in angolo. Minuto 64 arriva il raddoppio del Montecchio Maggiore, su azione di ripartenza Visinoni fa un cost to cost, arriva verso il limite dell'area, serve a Segalina che si mette bene il pallone, lascia partire un fendente che batte Ballato per il gol del 2-1 per il Montecchio Maggiore. Numero 82 arriva il terzo gol per il Montecchio Maggiore, Brandon Medina recupera un bel pallone a centrocampo, serve Segalina che si aggiusta il tiro, tira in porta, colpisce il palo, arriva il classe 2005 che segna il suo primo gol in Serie D per il 3-1. Minuto numero 93, Valenti recupera il pallone sulla sua metà campo, fa un cost to cost di oltre 60 metri, mette una palla al centro dove né Medina né Penzo riescono a concludere a rete. È l'ultima occasione, dopodiché il match termina con la vittoria del Montecchio per 3-1 sulla Luparense. A seguire le interviste a mister Fabrizio Cacciatore e al direttore sportivo Antonio Mandato. Siamo qui con mister Fabrizio Cacciatore al termine della partita vinta 3-1. Parto con una domanda, dimmi cosa ti è passato per la testa al terzo minuto dopo che alla prima azione la Luparense è andata in vantaggio. Diciamo che
Passare in svantaggio qui, se non hai subito la reazione che abbiamo avuto, poi diventa complicata. Diciamo che era un gol che si poteva evitare, però abbiamo avuto subito la reazione giusta, l'abbiamo pareggiata e poi il finale lo conoscete. I numeri parlano, sai che io sono un uomo di numeri. Fabrizio, 10 punti in 4 partite, una squadra viva dal primo all'ultimo minuto, perché dopo il gol, dopo un minuto avevamo subito avuto l'occasione. Cosa è successo secondo te a questa squadra? Ma, ripeto, i ragazzi sono stati straordinari perché dal primo giorno che sono arrivato si sono rimessi in gioco. Tutti quanti, dal primo all'ultimo, stanno portando avanti questo spirito che non ci deve mancare da qui fino alla fine di stagione, perché è quello che in questo momento ci contraddistingue. Abbiamo affrontato una squadra secondo me molto molto forte, che esprime un calcio secondo me importante, forse uno dei più importanti nel girone. Non era facile, i ragazzi hanno fatto una prestazione straordinaria, però ci godiamo adesso questi 2 giorni di riposo, da martedì di nuovo testa bassa a pedalare, perché purtroppo la zona a rischio è ancora lì, quindi tocca ancora fare tanti di chilometri, però se continuiamo così sicuramente ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Condivido il tuo pensiero. Siamo qui con Antonio Mandato, direttore sportivo del Montecchio, al termine del match. Svegliamo un piccolo retroscena, Antonio. Ti ho visto tutta la partita passeggiare nervosamente. Cosa ti è balzato per la testa quando siamo andati sotto e dopo invece siamo riusciti a pareggiare e a mettere la freccia? Beh, diciamo che la partenza non è stata proprio di quelle che ci aspettavamo, però ero anche straconvinto che la squadra potesse reagire, perché le qualità alla fine devono sempre emergere. Adesso stiamo crescendo sia come gioco, come intensità e come tecniche individuali, e quindi i risultati arrivano. Si è trovato un'amalgama, è un gioco, ci si aiuta, e diciamo che questa è la cosa che mi fa più sperare anche per il futuro. Un campionato molto equilibrato, però prendendo spunto da una massima di Julio Velasco, che dice che vincere aiuta a vincere. In questo momento probabilmente bisogna essere, come ha detto prima il mister, concentrati e da martedì testa bassa, perché ovviamente adesso tutte le squadre probabilmente vedono un Montecchio con un altro occhio. Sì, beh, chiaramente non possiamo essere quelli di Campodarsego, come ho detto anche prima, e sicuramente ci affronteranno anche con un altro spirito, però manteniamo i piedi per terra, perché è una cosa fondamentale. Ma vorrei aggiungere una cosa, e vorrei dedicare alla società questa vittoria, perché la famiglia Leardi ha fatto degli investimenti importanti per costruire questa squadra, e quindi se li meritano tutti questi 3 punti. Ultima battuta, Antonio. Prima ho sentito il presidente patron Romano, mi ha ricordato come a Belluno di non dimenticarci i punti qui a San Martino di Lupari, di portarli a casa e di fare i complimenti ovviamente al mister e ai ragazzi, a tutti. Certo, ne abbiamo lasciati per strada tanti e adesso ce li portiamo via tutti. Sì, complimenti allo staff per come stanno lavorando.